Un bagno di folla atteso da 2 anni, un red carpet finalmente riaperto al pubblico, di nuovo in delirio, caccia di foto e autografi durante il passaggio delle star e i divi non hanno deluso le attese. E questa è la prima vera grande notizia che giunge dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è aperta ieri sera al Lido con la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales e con il Leone d'Oro alla carriera attribuito a Catherine Deneuve. Sul tappeto rosso tante star, celebrità di ogni tipo, a sorpresa anche il passaggio di Hillary Clinton, ma il Festival di Venezia non perde occasione di lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza all'Ucraina, martoriata dalla guerra, con il videomessaggio di Zelensky. Tornando al pubblico, tante storie ruotano intorno alla mostra. Ecco quella di Irene, entusiasta della riapertura al pubblico. Lei lavora alla mostra dietro le quinte come maschera in sala d'Arsena. Io da questa mostra del cinema mi aspetto di ritrovare quella magia che solo il cinema dà. Inoltre qui girano persone che sono veramente appassionate o semplicemente anche persone che sono curiose, quindi sei contornato da persone che vogliono capire cosa sia il cinema e vedere comunque così tanta qualità e essere in un ambiente sicuro come la mostra del cinema di sicuro permette a tutti quanti di essere accolti. Confida che un giorno sogna di fare l'attrice e di salire proprio su quel red carpet che ieri ha visto solo dalle transenne. Io in primis, poter accogliere queste persone e farle sentire al proprio agio, insomma, è già questo un regalo. Ho scelto di lavorare alla Mostra del Cinema perché sono un'appassionata, in primis di cinema, e inoltre vorrei lavorarci anche da grande, anzi fra un po' di tempo come attrice, quindi questo mi sembra il paradiso in terra per quello che amo fare e non potevo chiedere di più.